Prima di tutto intendo ringraziare le forze dell'ordine, quindi la Polizia Giudiziaria di Catania e anche il Comando dei Carabinieri di Belpasso. Diciamo che insieme sono stati quelli che in prima linea mi hanno aiutato e poi ringrazio anche la Procura della Repubblica perché diciamo che hanno preso la mia storia e hanno fatto in modo che non rimanesse una storia, ma che oggi io posso veramente sentirmi più protetta e al sicuro rispetto a quello che poteva essere invece qualche mese fa, quando non solo ancora non avevo denunciato, ma non avevo certezza che la mia denuncia avrebbe portato a un risultato. E oggi ho il risultato ce l'ho perché ho pure ritrovato mio figlio, perché da quasi 2 mesi mio marito me l'aveva sottratto e quindi non soltanto io ero stata vittima di violenza, ma in più dovevo anche convivere con questo distaccamento da mio figlio. E per una madre stare lontano dal suo bimbo, ma per il bimbo stare lontano da sua madre, per me era un'ennesima violenza che io stavo vivendo e che stavo subendo. E la trovavo anche un'ingiustizia perché dicevo non soltanto io ho subito violenza, ma ne sto subendo una, la consideravo ancora più grande. E ringrazio invece le persone che si sono occupate di questa mia storia, di questa mia vicenda, perché grazie a loro, per le indagini, per tutto quello là che è stato il lavoro che hanno fatto, siamo arrivati a oggi. E oggi ho mio figlio, oggi ho la possibilità di potermi sentire più al sicuro. La mia situazione non finisce con oggi, però so che posso sperare che le cose possono cambiare, che posso sperare per la mia vita, che possa avere una vita, perché finora mi è sembrato di non vivere, e che posso crescermi mio figlio soprattutto, ed è quello là che voglio fare, crescerlo.